bisogna anche porsi una domanda su questi dispositivi tecnologici che troppo spesso non funzionano e non è ammissibile che una donna sia vittima di violenza e possa essere uccisa a causa anche di dispositivi tecnologici che non funzionano e non le permettono di poter essere protetta adeguatamente. Non può non partire dai fatti di Castelnuovo del Garda con il femminicidio di Jessica Stapazzolo, il candidato presidente del centrodestra Alberto Stefani, nell'affrontare il tema, attuale quanto drammatico, della violenza di genere. Del resto, oltre all'orrore della mattanza della 33enne, ci sono gli interrogativi su quel braccialetto elettronico di cui il killer si era liberato nonostante l'obbligo a indossarlo, un copione che si sta ripetendo troppo spesso anche in altri femminicidi in tutta la penisola. Un monitoraggio tecnico e soprattutto nel caso anche aggiornare la tecnologia. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie e queste cose non possono più essere ammissibili. Più in generale c'è la lotta alla violenza sulle donne, con il candidato presidente che la mette tra le priorità. La Regione del resto ha competenze specifiche ed esclusive sia sul fronte sociale che sanitario. Potenziare le strutture e gli operatori, quindi garantire la maggiore assistenza possibile, perché molte volte i problemi relativi alla violenza di genere non emergono proprio a causa dell'incapacità o dell'impossibilità di denunciare e questo è assolutamente fondamentale. Per questo garantire delle strutture che forniscano protezione alla vittima di violenza e possano aiutarla poi nel processo di ricostruzione di una vita e eventualmente anche di denuncia dell'aggressore. Assolutamente fondamentale mettere in rete tutte le strutture e le associazioni che possono contribuire a questo fine e bisogna già ricordare che la Regione Veneto ha già fatto tanto, bisogna proseguire lungo questa strada.